e sorelle. Santo Padre! Buonasera a tutti. Buonasera, è sempre un piacere, è sempre un onore, Santo Padre, averla qui al telefono, allo sfogatoio di Radio Peter Pan. Buonasera. Grazie, buonasera. Qual buon vento! Siamo qui riuniti perché siamo contenti che gli italiani hanno ascoltato le parole di Santo Padre. Oh, finalmente! Sì, perché siamo vicini alla Pasqua. Sì. E siamo contenti che gli italiani hanno ascoltato parole e messaggio d'amore, Sì. di fratellanza, di aiuto per il prossimo e di federalismo. Come federalismo, Santo Padre? Eh sì, federalismo. Serve federalismo. Ma da quando è diventato federalista, Santo Padre? E abbiamo visto svolta politica e con tempi che corrono. Sì. Vaticano sta pensando a riforma federalista. Pure il Vaticano? Sì. Avete già votato? Certo, abbiamo appena fatto elezioni come voi qui in Vaticano. Chi erano i candidati, Santo Padre? Io? E poi? Solo lei? Basta, solo io. Vabbè, ma Santo Padre, ma scusi, Bisognava andare a votare, mi scusi? Certo, per far vedere rappresentanza di democrazia in stato di chiesa. Ma che bisogno ha il Vaticano di praticare il federalismo? Tanto è tutto lì, tenete tutto voi lì. No. Siamo stanchi di mantenere il sud dell'Italia. Ma che sta dicendo? Siamo stanchi veramente con le nostre tasse. Ma sta parlando come Bossi, Santo Padre. Santo Padre! No. Le tasse di Vaticano devono rimanere in Vaticano. È sempre stato così, Santo Padre! Le ricchezze del Vaticano sono sempre rimaste là, mi pare, no? Chi ve le ha mai portate via? No, hanno quasi tentato di farci pagare ICI. Non dimentichiamo. Appunto, non dimentichiamo che dovete pagare l'ICI, Santo Padre. Se dovessero pagare l'ICI su San Pietro, i soldi. Ma risanerebbero tutta l'Italia. Quanto sarà di ICI per San Pietro, Santo Padre? ICI? San Pietro? Sì, mo si incazza. D'altronde, Perché lo fai arrabbiare, scusa? se pagassero l'ICI a San Pietro, Santo Padre, Pietro non può pagare l'ICI. ma perché no, scusa, sta su in Italia. Santo Padre? Pronto? Intanto sappiamo che non la paga, quindi che se la prende, quindi. No, stavo discutendo di sua proposta con altri cardinali, amichevolmente. Non sembrava. No, noi insomma vogliamo applicare riforma federalista, Vaticano indipendente da Italia. Ma è già indipendente, Santo Padre? È già così, eh? Oh, scusate, devo andare. Dov'è? Cosa deve Dove fare? va, padre? Devo andare a cantare il nuovo inno di nuovo Stato Vaticano federalista. E va pensiero, è quello No! della Padania. E va pensiero, Santo Padre! La, che bello, vado ragazzi. Ma è bello, ma è l'inno della Padania! Mamma mia. Ti rendi conto? Hanno cambiato anche l'inno del Vaticano, hanno messo va pensiero. Ma scusa.